condizioni di un bambino di 5 anni rimasto intrappolato nell'auto che si è inabissata nel fiume Sile a Jesolo, uscite appena in tempo la mamma e la sorella, appena al mezzo ha toccato l'acqua. Sorveglianza attiva per sensibilizzare le persone sui pericoli della balneazione. Un volontario è stato aggredito da alcuni turisti alterati. L'amministrazione dice comportamento inaccettabile. Esce di strada e si schianta. La vittima è Andrea Brugnaro, 47 anni, di Loreggia. Solo 9 mesi fa era morto il fratello 32enne in un incidente sempre in moto ma sulle strade del Trevigiano. Vogliono 2 panini alle 4 del mattino. Il titolare di un chiosco a Mogliano è stato preso a calci e pugni da 2 stranieri. L'uomo in ospedale per essere medicato, indagano i carabinieri. 13 anni fa la tragedia al post dell'assessore Bottaccin, che ricorda commosso la scomparsa di 3 soccorritori alpini trentenni che hanno perso la vita cadendo durante un'arrampicata d'allenamento. Regionali Azione pronta a scendere in campo con l'ampia compagine del centrosinistra guidata da Manildo, trattative in corso, perplessità sulla strategia della destra, partita che si gioca a Roma, dice. Agricoltura, pioggia, vento e grandine degli scorsi mesi hanno compromesso i raccolti nella fascia pedemontana. L'allarme di Condifesa è rischioso avere una monocoltura per tutto il territorio veneto. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Cominciamo con le notizie, la cronaca in primo piano che ci porta lungo il Sile. Siamo a Jesolo, forse una manovra sbagliata e l'auto con a bordo una famiglia di origine moldava è finita nel fiume. Intrappolato nella vettura resta un bambino di 5 anni, a portarlo a riva i sommozzatori dei vigili del fuoco. Le sue condizioni sono critiche. Il gravissimo incidente nella strada che porta a Jesolo. In macchina la mamma 38enne ed i figli, una ragazzina 12enne ed il piccolo di 5. Stavano andando verso Jesolo. Ad un tratto la vettura, una Daewoo, è finita nel fiume Sile. La donna e la figlia più grande sono riuscite ad arrivare a riva. Il piccolo è rimasto intrappolato, seduto sul seggiolino agganciato dalle cinture di sicurezza. Attimi concitati, la disperazione della mamma, impotente davanti all'acqua, la richiesta immediata dell'intervento dei soccorritori. Intanto nella zona si sono fermati automobilisti, turisti di passaggio, per cercare di dare una mano. L'auto si è inabissata ad una profondità di oltre 5 metri, una corsa contro il tempo. C'è stato un intervento dei vigili del fuoco che sono arrivati praticamente subito, appena allertati, i sommozzatori sono intervenuti subito. C'è anche da fare un plauso importante a 2 passanti che appena sono accorti hanno cercato per quello che potevano di andare a recuperare il bambino sotto acqua. Non ci sono riusciti, ma appunto l'intervento dei pompieri è stato immediato. 2 persone si sono tuffate nel fiume ed hanno tentato di raggiungere la macchina. Si tratta di un uomo di origine tunisina e cuoco in un ristorante a Mestre ed un turista tedesco. L'acqua torbida, impossibile arrivare al piccolo. Poco dopo l'intervento dei sommozzatori che hanno localizzato la vettura e liberato il bambino in acqua da diversi minuti. Lo hanno portato a riva ed i sanitari del SUAM 118 hanno iniziato le manovre di rianimazione, riuscendo a far ripartire il cuore del piccino. È stato elitrasportato all'ospedale di Padova in gravissime condizioni. Il pensiero di tutti è per il bambino, ha spiegato il sindaco. Resta la preghiera, questo è quello che ho cercato di condividere, per il bimbo che è rimasto molto tempo sott'acqua e speriamo possa avere una buona sorte. Ecco. Ora le indagini di carabinieri e polizia locale per capire la dinamica del grave incidente. Potrebbe essere stata una manovra sbagliata della donna in una piazzola adiacente alla strada. Via Piave, dove è avvenuto l'incidente, in quel momento verso le 13 non era particolarmente trafficata, dice il primo cittadino. Non si capisce cosa possa essere successo anche in un punto in cui di recente non ci sono mai stati incidenti o comunque nulla di particolarmente grave, quindi non è uno di quei punti che possono normalmente richiamare incidenti o creare situazioni gravi. Ecco. La macchina è stata recuperata dai vigili del fuoco. Ed è un weekend di grande esodo estivo. Chi non parte cerca refrigerio sulle rive del Piave. Attivo il servizio di sorveglianza della FIPSAS, ne abbiamo dato notizia ieri nel telegiornale, per sensibilizzare le persone sui pericoli della balneazione sul fiume, ma gli operatori si trovano a far fronte a persone violente e spesso moleste. Per l'amministrazione di San Biagio un comportamento inaccettabile.
Queste persone purtroppo che sono violente a volte è perché magari fanno abuso anche di alcol, perché magari essendo al Piave abusano un po', sono in tranquillità e di conseguenza poi l'alcol fa parlare la bocca e non la testa. Nessuna imposizione, nessuna presa di posizione coatta, nessuna multa. Eppure i circa 300 volontari FIPSAS, Federcace e Associazioni Libera Caccia che in questi giorni operano sulle rive del Piave per sensibilizzare sui pericoli della balneazione si trovano a dover fronteggiare gruppi di persone che troppo spesso rispondono in modo violento. A darne testimonianza un volontario che abbiamo raggiunto al telefono. Specialmente quando sono in gruppo non accettano volentieri suggerimenti o consigli. Arriviamo fino a farli ragionare se si può, oppure ci fermiamo a prendere il numero della targa per poi riconoscerli. Non è una cosa semplice, specialmente, ripeto, quando trovi gruppi. Da singoli vanno più omiti consigli. A me un po' dispiace perché poi alla fine il grosso lavoro che questa associazione sta facendo, quello di sensibilizzare, è quello comunque di dare una mano alla gente che comunque non conosce il Piave e non sa che pericoli ci possono essere. Noi come comune stiamo tenendo sotto controllo appunto il grande carico di persone, di gente che c'è, che va in Piave, nella località di Fagarè, e abbiamo fatto l'anno scorso una convenzione con la FIPSAS di fare sensibilizzazione e non tutti la percepiscono in maniera positiva questa cosa qua. Weekend di grande esodo estivo che apre la settimana di Ferragosto, ma chi non parte in questi giorni di anticiclone africano che porta le temperature vicine ai 40 gradi cerca infatti il refrigerio sulle rive del Piave. Fiume che da inizio estate è stato teatro di numerose tragedie tra annegamenti e incidenti mortali, fatti che hanno portato la questione anche sui tavoli della politica e nell'attesa che vengano installati cartelli in più lingue che ricordano il divieto di balneazione si interviene con il volantinaggio e la sorveglianza attiva, ma questa attività apre un tema a cui poco si era pensato, convinti di agire nel bene, l'aggressività delle persone. Io penso per queste guardie della FIPSAS e altre associazioni che fanno questo lavoro che sono un po' in pericolo perché loro non hanno nessuna cosa di sicurezza per salvarsi da queste cose qua. Dispiace che comunque la gente reagisca in questa maniera, dispiace che non capiscano che il Piave è pericoloso e che alla fine delle feste tutte queste persone li vanno là solo ad aiutare e basta. Torniamo sulla cronaca, perde il controllo della sua moto e si schianta, è morto così a 47 anni Andrea Brugnaro. L'incidente a Loreggia, ma lo lega una triste vicenda alla Marca. Una tragedia nella tragedia, una famiglia colpita in nemmeno un anno da due lutti. Nel novembre del 2024 aveva perso la vita Michele Brugnaro, 32 anni. In sella alla sua moto si era scontrato con una bici lungo una strada aresana. Nulla da fare per il centauro morto sul colpo. La notte scorsa un altro gravissimo incidente, la vittima è il fratello Andrea, 47 anni. Il dramma a Loreggia. L'uomo in sella alla sua due ruote, forse a causa di un sorpasso, è andato a sbattere contro un terrapieno al lato della strada, un impatto devastante che di fatto non gli ha lasciato scampo. Alla scena hanno assistito alcuni automobilisti di passaggio che hanno subito dato l'allarme e chiamato i soccorsi. A Loreggia sono arrivati i sanitari del SUEM 118, i vigili del fuoco e il personale della polizia stradale di Piave di Sacco. Sul luogo della tragedia anche il sindaco Manuela Marangon, sconvolta per l'ennesima tragedia che colpisce la sua comunità e che si stringe attorno alla famiglia Brugnaro, colpita duramente dalla vita. La moto del 47enne, su disposizione del magistrato, è stata posta sotto sequestro in attesa della chiusura del fascicolo di indagine. Il traffico è stato riaperto solo dopo l'una di notte. Volevano mangiare, ma il chiosco alle 4 del mattino era ormai chiuso, così i due cittadini stranieri hanno pensato di aggredire il titolare, un 67enne di origine padovana. È accaduto a Mogliano Veneto, nell'area di servizio del distributore Cueti in via Marconi. L'uomo aveva già sistemato tutto, pronto alla chiusura, quando si sono presentati due uomini alterati dall'assunzione di sostanze stupefacenti. Volevano a tutti i costi due panini. Quando il 67enne ha spiegato loro che stava chiudendo, loro si sono scatenati, prima prendendolo a calci il furgone e poi picchiando l'uomo, che ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Fortunatamente non ha riportato gravi lesioni, anche se ha avuto difficoltà a respirare per i calci presi. Nonostante tutto ha deciso di riaprire lo stesso il chiosco. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri, che stanno continuando ad indagare per accertare l'identità dei due.
13 anni fa la tragedia dell'Alpago, è con un post sui social che l'assessore Bottaccin ricorda commosso la scomparsa di 3 soccorritori alpini trentenni che hanno perso la vita cadendo durante un'arrampicata d'allenamento. Sono passati 13 anni da quel 10 agosto 2012 in cui Andrea Zanon, 38 anni, Maudi De Marc, 36, entrambi di Chies d'Alpago, e David Cecchin, 28 anni, di Belluno, hanno perso la vita durante la scalata della via Dino e Maria sul monte Cridora. Una scalata di allenamento per insegnare al più giovane i trucchi del mestiere per superare l'esame e entrare nel corpo del soccorso alpino. 3 persone esperte appartenenti al soccorso alpino e speleologico del Veneto, 3 tra le persone che appartengono a questo corpo e che contribuiscono a garantire la sicurezza di chi va in montagna, scrive l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottaccin. 3 persone che operavano come volontari, commosso il suo ricordo. Tutti i volontari sono incommiabili, dice, ma chi, come loro, mette a rischio la propria vita per salvare gli altri, credo che abbia qualcosa di straordinario, qualcosa al di fuori del comune, di grandioso. Persone eccezionali. Ricordo ancora, continua come fosse ieri, la telefonata che mi fece l'allora delegato del soccorso alpino Fabio Bristot Rufus. Un pugno nello stomaco di quelli che non puoi dimenticare mai. Ci spostiamo in centro a Treviso perché continua a tenere banco il dibattito sulle vetrine vuote. Sono troppe secondo alcune persone e Sergio Povegliano, immobiliarista, pensa che la soluzione possa essere quella di aprire negozi da grandi firme. È la strada principale che collega il Duomo a Piazza dei Signori, fulcro del centro storico di Treviso. Calmaggiore è la vetrina della città, la via dello shopping. Negli ultimi anni però si è registrata una continua e costante chiusura degli esercizi commerciali, abbigliamento, tabaccherie, locali, negozi che rimangono sfitti in un contesto anche di degrado. Una soluzione va trovata, chiedono cittadini e turisti che sempre più amano visitare la città. Una proposta arriva da Sergio Povegliano, leader nel settore immobiliare. Peccato, perché il Calmaggiore è uno solo purtroppo a Treviso e avremo bisogno di negozi con grandi firme come hanno tutte le città. Verona, Vicenza hanno la loro via con tutte le ditte importanti. Avrei piacere che fossero affittati. Una via con le grandi firme. L'importante sarebbe comunque tornare a far vivere questa strada storica e centrale di Treviso, un tema caro anche al sindaco Mario Conte. L'obiettivo è ovviamente rilanciare gli assi commerciali e fare in modo che quelle che oggi sono vetrine chiuse, sfitte e in alcuni casi anche degradate possano tornare ad essere dei punti di socialità e di commercio. Noi stiamo studiando un regolamento, ci si è focalizzati molto sul mantenimento delle luci accese che significa un presidio di sicurezza, però in realtà noi chiediamo pulizia, decoro e soprattutto vogliamo accompagnare i proprietari degli immobili in un percorso di rilancio degli spazi commerciali attraverso dei percorsi condivisi, per esempio con Ascom. Le idee ci sono, spiega il sindaco. C'è la possibilità dei temporary shop, cioè quindi aperture temporanee per dei prodotti che magari si focalizzano in alcuni periodi dell'anno, piuttosto che mettere a disposizione quegli spazi per accompagnare degli eventi culturali. Quindi non soltanto la richiesta di pulizia e di presidio sociale, ma anche dall'altra parte opportunità per rilanciare quegli assi commerciali che anch'io, come giustamente è stato sottolineato, penso siano fondamentali per il futuro della nostra città. Intanto il mercato immobiliare continua il momento positivo. Il mercato immobiliare a Treviso fortunatamente va abbastanza bene, perché vedo che richieste ne abbiamo sia di affitti ce ne sono pochi purtroppo, però abbiamo richieste, soprattutto anche del nuovo. Io ripeto sempre che ci sono richieste del nuovo. Non solo, ma i nuovi appartamenti nell'area ex provincia sono ormai in via di ultimazione. E siamo alla politica. Le regionali, Azione pronta a scendere in campo con l'ampia compagine del centrosinistra guidata da Manildo. Trattative in corso, ma si dice perplessa Azione sulle scelte e sulle decisioni del centrodestra. Sul territorio ognuno vende cara alla pelle, quindi abbiamo assistito, come dire, a dei balletti
che comunque hanno una loro dignità, nel senso che giustamente la Lega è il partito uscente, è un partito che in Veneto ha un suo radicamento e quindi farà di tutto per fare in modo che soprattutto i tanti consiglieri regionali che hanno beneficiato del grande consenso di Salvini e Zaia nel 2020 riescano in qualche modo a poter continuare la loro esperienza. Niccolò Rocco ne è convinto: elezioni a novembre, ma per il centrodestra la partita si giocherà solo sui tavoli di Roma. Quel Veneto alla Lega, ribadito dal leader del Carroccio Matteo Salvini in videocollegamento al direttivo del Partito Riunito a Noventa Padovana, non convince gli avversari. Tra le file dei meloniani, infatti, c'è chi ancora non molla la presa e dice di essere pronto a guidare la regione. Dall'altro lato ci sono i centristi e Rocco non fa segreto dalla parte in cui Azione vuole stare, in trattativa infatti con il campo largo del centro-sinistra di Manildo. Azione è un partito che non fa parte strutturalmente del campo largo, per cui valuta la bontà del candidato regione per regione in questo momento, anche perché insomma è l'unico candidato che ha avuto il coraggio di scendere in campo. Noi stiamo parlando con Giovanni Manildo e se riusciremo a trovare un orizzonte programmatico comune, ma io sono convinto che questo accadrà, faremo delle liste molto competitive in tutte le province. È proprio dalle province che arrivano le candidature 50, quelle attualmente sul tavolo, a dimostrazione che il partito è pronto. La prossima mossa da decidere sarà dunque se correre con il solo simbolo di Azione riunito nel terzo polo con più Europa e Italia Viva, oppure aggregarsi a una compagine ben più ampia, opzione quest'ultima che al momento sembra la più plausibile. Il Presidente, se il partito decide, è a disposizione per la provincia di Treviso, dove sono consigliere comunale, però è anche importante che le candidature avvengano con una squadra, quindi sicuramente la disponibilità e il cuore ci sono, però poi è una scelta che facciamo come squadra. Cambiamo argomento, parliamo di agricoltura, perché pioggia, vento e grandine degli scorsi mesi hanno compromesso i raccolti soprattutto delle colture della fascia pedemontana. L'allarme arriva da Condifesa e dice rischioso avere un'unica monocoltura in tutto il territorio. Le intense piogge anche del mese di giugno, della primavera, che poi sono arrivate a ritornare in queste fine luglio, hanno creato anche delle questioni fitosanitarie, fungine, insomma prima peronospora, e adesso ci sono delle preoccupazioni su il grappolo che ha delle marcescenze e altre cose da gestire. Trattamenti fitosanitari adeguati, potatura, areazione della chioma e, quando il vigneto è colpito da grandine, agire subito con interventi che possano ridurre i problemi per l'annata successiva. Sono le pratiche più comunemente attuate per salvare il raccolto vitivinicolo, ma spesso, e gli ultimi anni lo stanno insegnando, questo non basta. Noi stimiamo per quest'annata il nostro indice è rapporto sinistri-premi, cioè quanto investiamo in assicurazioni e quanto viene risarcito dalle polizze stesse. Valutiamo di avere un danno medio intorno al 60% sul nostro territorio. Che cosa vuol dire? Vuol dire che una percentuale significativa del nostro raccolto è stata interessata da danno. Danni provocati soprattutto dalla grandine che nel 2025 ha colpito prevalentemente la fascia pedemontana. Bene per soia e mais, perché la piovosità delle ultime settimane ha garantito un buon rigoglio, peggio è andata per i cereali. Abbiamo avuto una primavera complicata sia per le semine sia poi anche per la raccolta dei cereali autunno-vernini, dove la piovosità si è protratta anche in fase di maturazione e raccolta, e adesso ci stiamo giocando la vendemmia, insomma prima delle precoci che inizierà il 18 subito dopo Ferragosto. Parliamo di Pinot Grigio, Chardonnay e quant'altro, e poi ci sarà la partita principale del Prosecco che inizierà a settembre. Perdite e incertezze gravati dalla presenza della stessa coltura in gran parte del territorio trevigiano, ovvero i vitigni. Uno dei rischi che stiamo correndo è quello della concentrazione del rischio su culture specifiche, perché ovviamente anche per le compagnie assicurative avere il 95% del valore assicurato uva da vino è un problema anche in chiave assicurativa e di differenziazione del rischio, quindi è una ricchezza ovviamente che deriva da questi prodotti, però avere altre culture assicurate potrebbe essere anche una riduzione di costo anche per la viticoltura stessa. Direttore di Condifesa, che insieme al presidente della Prosecco DOC, alla sindaca Valentina Pillon e a tanti altri esponenti del comune, presenti soprattutto Fratelli d'Italia, si sono riuniti questa mattina alle 9 a Rovere di San Biagio di Callalta per il convegno vitivinicolo, in cui la maggior parte degli spettatori, dei viticoltori appunto, hanno avuto l'occasione di parlare con esperti sui problemi e le difficoltà da affrontare per le proprie culture. Presente anche il senatore Luca
Luca De Carlo, che presiede la 9ª commissione in agricoltura proprio a Roma. Sentiamo cosa ci ha detto. Quello di oggi a San Biagio di Calalta è uno di quei convegni che aiutano il territorio non solo a raccontare le problematiche, ma anche a trovare le soluzioni e quindi a capire come intervenire, anche la politica come possa intervenire per lenire certe situazioni di disagio. Oggi tra l'altro è uno straordinario successo, 10 agosto 10, 9 del mattino, alla gremita, tendone gremito di tanti agricoltori che non solo, ripeto, danno una testimonianza di ciò che è la situazione, ma anche danno proposte alla politica per risolvere i problemi. Io credo che questo sia il miglior rapporto che si debba intessere sul territorio proprio tra politica e agricoltori. Approvvigionamento di acqua alle Malghe, costo dei carichi dalla pianura, differenze tra versante trevigiano e versante vicentino. Dopo l'appello dei malgari del Grappa interviene l'assessore regionale Caner, che annuncia contributi per rendere autonome queste strutture. Noi abbiamo ben capito qual è la problematica e non a caso siamo intervenuti con una delibera molto importante che dà contributi a tutti coloro che decidono di acquistare strumenti per potabilizzare l'acqua e quindi evitare di poter portare dalla pianura le botti con costi elevatissimi. Per risolvere il problema dell'approvvigionamento d'acqua delle Malghe venete, la Regione la sua parte l'ha fatta. Ora tocca ai proprietari di queste realtà produttive fare la propria. Replica così l'assessore regionale all'agricoltura Federico Caner all'appello lanciato dai malgari del versante trevigiano del Monte Grappa, costretti a pagare l'acqua che arriva dalla pianura a 250 euro a carico. La soluzione non può essere l'acqua gratuita, condizione questa di cui in realtà beneficia il versante vicentino del Grappa, ma il dotarsi di impianti in loco, dice Caner, per rendere potabile l'acqua piovana, così da servire sia strutture ricettive che caseifici. Sono contributi importanti perché vanno da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 50.000 euro, ma coprono il 90% della spesa. Quindi insomma significa dare, secondo noi, una risposta importante per far sì che i malgari continuino a rimanere qua e preservare il territorio. Contributi, spiega Caner, in cui sono comprese tutte le tipologie di malghe. Noi abbiamo fatto due tipi di investimenti, uno sulle malghe pubbliche che riguarda più che altro una messa in sicurezza, un adeguamento igienico-sanitario di queste malghe che poi vengono date in concessione, e una delibera specifica invece per le malghe private, quindi tutti coloro che acquistano questi strumenti per la potabilizzazione dell'acqua oppure anche per la pastorizzazione del latte crudo, perché sappiamo che recentemente ci sono state delle polemiche legate a questo tema, soprattutto per il consumo da parte dei bambini. Da qui l'appello ai comuni perché facilitino l'accesso a un'attività che fa parte della tradizione del territorio. Il messaggio ai nostri comuni è: noi vi diamo finanziamenti per ristrutturare le malghe, per l'adeguamento in particolare igienico-sanitario, voi riaprite i bandi e date la possibilità ai giovani di poter fare i malgari nelle nostre malghe. Parliamo del sociale con Famiglie in Rete, il progetto che coinvolge privati, sociali e istituzioni al benessere collettivo. L'iniziativa a cui aderiscono 16 comuni del territorio ATS 9 di Treviso. È un progetto comunitario dove le famiglie supportano le famiglie in una rete di prossimità e di sostegno. Sostenere, prevenire le fragilità, aiutare le famiglie che stanno attraversando un momento di difficoltà relazionale, educativa o organizzativa. Famiglie in Rete nasce per creare un sistema di supporto di prossimità. Oggi il progetto è promosso da 16 comuni del territorio dell'ATS: Paese, Carbonera, Casieri, Strana, Mogliano, Morgano, Ponzano, Povegliano, Preganziol, Quinto, Salgareda, Spresiano, Treviso e Zero Branco. Ha coinvolto l'istituzione in un progetto che punta proprio a una collaborazione stretta con 3 attori fondamentali: le famiglie, quindi il volontariato, il privato sociale, quindi in questo caso la cooperativa Chiricù nel territorio, e le istituzioni comunali, in particolare il settore servizi sociali. In questo modo si è creata una sinergia che, per dare alcuni numeri, ha dato spazio per dire quest'anno nel distretto di Asolo Castelfranco ci sono 26 comuni coinvolti, un centinaio di famiglie accoglienti e in questo momento ci sono una 50 di bambine di famiglie accolti. Famiglie in Rete nasce da un'idea di famiglia intesa come luogo attraverso cui promuovere il benessere della comunità e del territorio.
dà la disponibilità per accompagnare il bambino a fare sport, oppure gli dà la disponibilità per andare qualche giorno nella propria abitazione per svolgere i compiti scolastici o per vivere esperienze culturali, esperienze che altrimenti sarebbe difficile in questo periodo storico, magari o per quella famiglia accolta, far svolgere al bambino. E noi sappiamo che un bambino più è al centro della comunità, più è vicino alle relazioni caldi, più avrà una crescita positiva, sana. Sono cambiate le relazioni e i rapporti, no? Anche perché le persone cambiano città, spessissimo noi lo vediamo ad esempio col nostro servizio dello spazio famiglia o dello spazio donna, tante persone che arrivano nuove in città si rivolgono a noi per cercare di creare una rete. Ecco, questo tipo di progetto, lo dice il nome, cerca di facilitare proprio una rete e non entriamo nell'ambito delle fragilità conclamate, quindi siamo in un'ottica davvero di prossimità e si fa quello che qualunque famiglia farebbe con il compagno di classe, ecco già questa è una prossimità, quindi con l'amichetto di casa piuttosto che con il vicino. Parliamo di vacanze, secondo fine settimana d'agosto, ma come riuscire a staccare davvero la spina, ce lo spiega una psicologa, un fenomeno, quello dello stress da vacanza, sempre più diffuso. È il periodo dell'anno che aspettiamo di più, ma se non riusciamo a gestirlo bene rischiamo di tornare più stressati di quando siamo partiti. Iniziano per molti in questi giorni le tanto agognate ferie, un periodo di svago e riposo fondamentale per il benessere, eppure non è sempre facile riuscire a staccare davvero la spina e prendersi una pausa rigenerante dallo stress quotidiano. Anche perché c'è da dire che viviamo in una società che ci vuole sempre più performanti, no? Anche il nostro valore sembra misurato da quello che produciamo, da quello che facciamo e da quello anche che postiamo, no? Sui social network, quindi anche le vacanze rischiano di diventare, come dire, una gara, più foto, più attività, più esperienze, quindi mai, come dire, un attimo effettivamente per fermarsi. In una vita sempre più frenetica tra lavoro, figli o genitori anziani da gestire è importante riuscire a rallentare senza sensi di colpa da calibrare per non essere sopraffatti dallo stress anche il rientro dalle vacanze. Una sorta di atterraggio morbido, no? Cioè un atterraggio lento significa tornare a casa con un po' di giorni di anticipo per permettersi un attimo di rilassarsi, di rimettere a posto le cose e capire anche un attimo se c'è qualcosa, qualche nuova consapevolezza da queste vacanze che vogliamo portarci via nella nostra nuova quotidianità. Siamo giunti al consueto servizio storico proposto dal nostro Lucio Zanato, perché mentre non si sa ancora attualmente quale sarà la data delle prossime elezioni regionali, va ricordato che per molto tempo l'ultima seduta del Consiglio Veneto non si teneva a Venezia ma a Cortina, come segnale politico di attenzione a tutto il territorio regionale. Da qui partivano chiari segnali politici anche al governo centrale, come accadeva nel 1987. Presidente Bernini, se ne parla, neanche un ministro veneto, alcuni sottosegretari. Ma che cosa è successo nella DC? Se ne parla tanto effettivamente, anche troppo. Cosa è successo? Noi siamo partiti nella fase finale della soluzione della crisi di governo con l'obiettivo di aver rafforzato la nostra delegazione di ministri democristiani, quindi vuol dire passare da 1 a 2. E siamo venuti a casa senza neanche uno e quindi vuol dire che abbiamo perso una battaglia. Su questo non ci piove. Ecco, ma perché? La spiegazione secondo me è duplice, lo vado ripetendo. Per un verso è evidente che Roma sceglie con criteri non territoriali, neanche territorio ponderato con i voti. E dall'altro noi non abbiamo fatto una proposta organica quanto in opera. E andando ciascuno per i propri sentieri, pur avendo un obiettivo in comune, che era quello di rafforzare, non abbiamo potuto realizzarlo. Non ho detto che diversamente l'avremmo potuto realizzare, forse avremmo avuto qualche probabilità in più. È già accaduto che il Veneto non abbia ministri democristiani. Siamo giunti alla conclusione di questo telegiornale, una buona serata, una buona domenica a tutti. L'augurio appunto è quello di una serena domenica, le previsioni del tempo subito dopo la sigla. Una buona serata ancora, arrivederci.